Prima corsa della serata dal Savio di Cesena, sono 5 cavalli di 4 anni con in salchi i Gentleman, 1 D'Urso Amore SM, 2 Dark Horse, 3 Danny La, 4 Delivery dei Mag, 5 Dynamite Candy. Netto favorito Dark Horse, numero 2 dello schieramento Luigi Farina. Si parte con la velocità da parte di Dynamite Candy, che prende la testa su Dark Horse, che rimane secondo, sposta al largo, va a chiedere a ottenere strada da Dynamite Candy e passa a condurre. La terza posizione per Delivery dei Mag, la quarta per Danny La. Alla retroguardia D'Urso Amore SM. Primi 200 se ne sono andati in 15 e mezzo, con Dark Horse che ha preso agilmente la leadership e ora controlla, fa il ritmo che preferisce Luigi Farina. 37 per il primo quarto di gara da parte del figlio di Gambling B. Si completano i 600 metri con una frazione ancora comoda, 47 per i primi 600. E si viene al passaggio davanti alle tribune. Dark Horse in vantaggio nella sua scia Dynamite Candy, terza posizione per Delivery dei Mag, quarta per Danny La, quinta per D'Urso Amore SM. Il giro e quindi la metà gara in 1, 2 e 8. Prosegue in vantaggio l'allievo di Luigi Farina, indisturbato per il momento, prova a muovere dalla quarta posizione Danny La, quando siamo al primo chilometro che se ne va in 1:18 e 4. Dark Horse, Dynamite Candy, Delivery dei Mag, poi Danny La e quindi D'Urso Amore SM che muove con decisione dall'ultima posizione, visto che Danny La non progredisce. La rete in accelerazione, c'è stato un 30 per il terzo quarto di gara. Dark Horse in vantaggio, Dynamite Candy continua a seguirlo, Delivery dei Mag resta terza in corda, D'Urso Amore SM che prova a progredire. Siamo all'ingresso in retta d'arrivo con Dark Horse che allunga, Dynamite Candy prova a spostare dalla sua scia, Dark Horse è in controllo, Dark Horse che vince come vuole nei confronti di Dynamite Candy. Al terzo posto finisce D'Urso Amore SM. 2-2-3, 1:16,5 ragguaglio cronometrico, praticamente un lavoro per Dark Horse che ripete l'ultima bellissima prestazione al Garigliano e conferma uno stato di forma davvero importante. Secondo successo consecutivo, il quinto in 32 corse in carriera per l'allievo di Luigi Flagello, i colori della scuderia Giga Pharma.